se esci da città. Ragazzi, siamo in E diretta. catturi caffè. Siamo presi. Già si sente in te che per dentro sti lascia una canzone cantare. E la mamma s'affaccia, tanta accorto voglio. E che ti raccompagna tutta sta gente che va a faticare. A te, la vai dicendo che Napoli è carta stracciata, non è così, perché in da tutte città c'è sto fuori un parlamento voglio, il suo cuore napolitano, orgogliosa la terra soia, ma non sbatte quando qualcuno vuole parlare, si cammina con Argentina, dove subi dall'acqua e mare, si rispecchia di da niente non può fare, che sia città più bella di tutto. Guarda, Salvatore, quanti senti, vieni qua vicino a me. Salvatore Architrato, nipote del grande Mario Trevi. Sì, ma storie tutte in canzone, stamattina non è passione, sappiamo cantare. E sa dorma città, e mancando a guarda. Fagli vedere il telefono. Se studiate sto solo si è appicciata una luna e più bella da fare. Tu che parla chisi, tu non ci puoi giudicare. Se non sei nato e cresciuto in queste vighe sta bella città. No, dovete pensare che io ho 9 camerametri. Adesso noi siamo assolutamente in da tutte città c'è sto fuori un monumento voglio, il sudore napolitano. questo programmino, ma è un attimino una diretta live per prova. Sì, stiamo facendo delle prove tecniche perché Salvatore Architrato è colui che cura le mie pagine, sia la mia pagina ufficiale di Facebook. Di Instagram, di YouTube, anzi colgo sempre l'occasione. Parlo un po' più forte, Salvatore. Colgo sempre l'occasione, perché sto panoramico. Colgo sempre l'occasione per ricordarvi di iscrivervi e di seguire sempre la pagina Maurizio Carpi Real su Instagram e anche su TikTok. Bravo, che sta andando molto forte. E il profilo, il canale di YouTube Maurizio Carpi e la pagina di Facebook da dove stiamo trasmettendo adesso. Like e condivisioni, che sono ormai alla base dell'arte attuale napoletana, ma anche mondiale, perché ormai questo è il futuro che è già presente. Bravo. Ma tu hai visto che immagine mi dà sta accusatella così? Questi è americani, Gli americani mica fanno cose così. Ma tu guarda qua, cioè, guarda che fa. Noi stiamo guardando. Guarda, poi le brutto di attivo, guarda. O siamo tutti due. Vabbè, logicamente tu quello che vedi lì dal tuo telefonino, ci sono un 20 secondi, Sì, c'è un 20 po' di secondi di differita, ritardo. Vabbè, niente, noi dobbiamo controllare se è un fatto pubblico. Vedi un attimo. Sì, è pubblico. Ci sta il logo del mondo. Esatto, quando c'è il logo del mondo Dell'universo. significa che tutti quanti Hanno possibilità di vedere. E già che sia una cosa importante, perché l'altra volta avevamo un piccolo problema. Sì. Ok. Sabato niente, io per chi si vuole affidare per far crescere. No, ma nemmeno per far crescere i follower, ma io sai da quando mi sono messo, grazie a tuo zio Salvatore Capozzi in arte Franco Moreno, con la quale ti abbraccio fortemente, a te e alla tua compagna, sei una persona squisitissima al di fuori dell'artista. Al di fuori dell'artista, tra l'artista si una persona, un uomo, come si dice, i 18 carati, i 24 carati. 24. Vabbè, grazie a Salvatore, a Franco Moreno mi sono messo, lui mi ha invogliato a mettermi anche su TikTok. E io devo dirti che sto riscontrando
veramente persone che magari sapevano che io forse magari non cantavo più, invece mi hanno chiamato dal Belgio, Australia, Brasile, Stati Uniti, ma perché poi la cosa bella, vedete, della stare all'avanguardia, i social ti danno la possibilità di farti vedere in tutto il mondo. Internet dà la possibilità di raggiungere tutti in qualsiasi momento, quindi questa è la grande magia di questa tecnologia. Da una parte è diciamo un po' deleterio perché tutto quanto secondo me Tutti quanti. però dall'altra ben venga che c'è questa libertà e non ci sono paletti e restrizioni per potersi esprimere. Io guardo queste cose e mi emoziono, perché poi io sapete che cosa faccio? Io ho questo diciamo una manza, perché poi questa struttura, no, questa è una regia vera e propria. Facciamo no, tu non ce la puoi far vedere, la telecamera. Però vi dirò che ci saranno delle grandi novità, e se a Salvatore già non gliene ho parlato, gli farà piacere, perché è presente, è una persona che ama innanzitutto, non fa questo lavoro solo per business, è logico che bisogna compensare il lavoro, ma è uno che principalmente ama l'arte napoletana, ama la sua città e ama soprattutto la vera canzone napoletana. E siamo fortunati noi di una certa età ad avere giovani come lui che amano il passato della nostra Napoli, quello che ha fatto grande Napoli nel mondo. Io sono fortunato di avere la possibilità di incontrare la vostra generazione, cosa che la mia generazione invece ha da capire che deve... E questo stiamo parlando la stessa lingua. Stiamo parlando. Noi abbiamo un tesoro che dobbiamo custodire, perché noi abbiamo il difetto di credere che siamo proprietari della città e della cultura, invece noi siamo custodi, perché noi dobbiamo tramandarla a chi viene dopo di noi. Se noi non siamo buoni da tramandare, che ce lasciamo? No, alla fine va tutto nel dimenticatoio. Allora noi dobbiamo difendere quello che Napoli, i vecchi artisti, i vecchi autori, i vecchi musicisti napoletani hanno creato e hanno, diciamo, avuto successo nel mondo, perché la canzone napoletana è cultura ed è un patrimonio dell'UNESCO, ragazzi, e non facciamo far sì che queste persone che magari vorrebbero far scomparire la Napoli e l'arte napoletana. I giovani devono studiare chi c'è stato prima per portare avanti questo discorso. Vabbè, banda alle chiacchiere, Salvatore, sei una bellissima persona, colgo l'occasione per salutare tuo nonno. Volessi fare una cosa, voglio dedicare questa canzone a tuo nonno, perché poi ho avuto il piacere di cantare con lui a una sua festa in famiglia, dove sono stato e ho avuto il piacere di cantare solo io come artista in famiglia di Mario Revi. Ok? Penso che la canzone sai qual è. Vediamo un po'. Tramonta e mi vorrei mi stampa male senza tenere coraggio guarda fammi che bu indifferentemente quando saccio che sono per te non so più niente e dammi sto bene non aspettare male ma indifferentemente se tu mi accidi non ti dico niente e indifferentemente io per da te bellissima. Improvvisato, ho voluto chiudere questo attimino di prova tecnica con un grande brano
di una grande icona quale Mario Trevi, Grazie. tuo nonno. Io mi permetto di, se mi concedi un minuto, Vai, vai, vai. ovviamente, proprio parlando di Indifferentemente, mi permetto di ricordare anche l'altro papà di Indifferentemente, che è stato Mario Abate, perché Sì, grande anche lui. la presentarono insieme al Festival di Napoli del 1963, quindi Avevo un anno io. Abate Trevi. Canzone ovviamente scritta da Umberto Martucci e Salvatore Mazzocco, edizione La Canzonetta e tutto quanto. Arriva secondo perché a prima Vedete? arriva Yam Ya di, Vedete i cultori? di Claudio dalla villa di Ville della Paris, però vabbè, la storia poi ha dato credito Indifferentemente. E parlando proprio di Mario Abate, siccome si parla di storia, di cultura e di ricordo, io ho una notizia in anteprima, e cioè che il 16 giugno sarà dedicata finalmente una strada a un largo a Mario Abate, Bellissimo. proprio in occasione dei 40 anni della scomparsa. Quindi sono felice di dirlo in anticipo, questo Evento. questo bel evento, questo bel regalo per la cultura canora napoletana, e sono felice di dirlo vicino a te, che tu sei tra i giovani di collegamento di parlando di Mario generazione. Abate, Mario Trevi, io ero piccolissimo perché dalla morte di Mario Abate abbiamo fatto un anno una manifestazione Nel 1997. dove io ho cantato Papello Sacci già tutto cosa. Sono in buone mani, ragazzi, ditelo voi, sa più lui che io, lo vedete che bisogna... Fu fatta su Teleregione, dove ci Bravo, furono tantissimi bravo, ospiti. dove io ho avuto il piacere di partecipare. E io mi ricordo quando ero vicino a Mario Trevi dice maestro posso cantare indifferentemente, io vicino a Mario Abate maestro posso cantare questa canzone, io ero vicino a Merli, io ero vicino a tanti artisti con tanto di educazione per chiedere la corte, ma Nino Fiore, ma la io ho avuto la fortuna di crescere con questi artisti e sono onorato di averli conosciuti perché sono icone molto importanti della nostra Napoli. Personaggi che hanno fatto Napoli grande nel mondo. Certamente, io mi auguro che, non voglio fare la retorica, non tornano più, io mi auguro invece che tornano per determinati tempi e determinati... Io ci credo, basta crederci. Una determinata attenzione verso questo grande ramo dell'arte, perché è fondamentale, perché è identità di una città, è cultura, ma è cultura non da poco, è cultura dal 1200, quindi... Il punto è anche un altro, di artisti è vero, perché anche io cerco di adeguarmi ai tempi, con canzoni diciamo alla portata dei giovani, però non bisogna mai tralasciare quello che abbiamo alle nostre spalle. Certamente, io credo che dare uno sguardo sempre al passato è una cosa fondamentale per creare poi gli anelli successivi di questa lunga catena che è sempre collegata. Ci può anche essere una rottura, diciamo, degli schemi con nuove forme, però io credo che un piede sempre nell'antico, sempre nel popolare, sempre in quelle che sono le radici, poi portano a conservare sempre un'identità e a portare avanti un discorso che alla fine, parliamoci chiaro, se sto mercato e questo settore va avanti e va bene, ne guadagnano tutti. Bravo Salvatore. Noi invece abbiamo il problema che preferiamo fare affunnare varc piuttosto che remare un pochino per uno. Invece noi dobbiamo difendere la nostra cultura, da dove veniamo, chi siamo e cosa abbiamo regalato al mondo. I nostri antenati, artisti, musicisti, cosa hanno regalato nel mondo della nostra Napoli. Certamente. E bisogna conservarlo. Ti volevo far vedere un'ultima cosa qua, come devo fare per andare, vediamo un po', andiamo qua. Tutto in diretta, vai. Tutto in diretta, a me non mi interessa, è tutto in diretta, per andare sulla pagina, perché voglio vedere qua com'è l'immagine. Ok, allora, Devo andare? sopra là? Ho Maurizio Carpi qua, No, questo no. è Instagram. No, allora, sopra, Chiudi qua, chiudi anche là, chiudi. più tardi. Mauri, aspetta, scusami, Tutto in diretta, no? prova tra un'ora, ok. Ok, allora, ci sta questo triangolino qua, ok. Ok, Fornisci...
Qui non si mette No, ma a me lo faceva mettere qua, guarda. Andavo qua. Ah, ok, perché non c'è ancora l'aggiornamento, perdono. Perché dopo l'aggiornamento sappi che questo si sposterà in quella... Come si fa l'aggiornamento? Vedi? No, basta cliccare adesso sulla pagina. Ecco qua. E adesso stai operando. Ecco, vedi, ci vediamo anche noi. Quindi Stiamo a posto, salva tu. Vedi? Siamo tutto a posto, ragazzi, salva tu. E in più ci sono anche i sottotitoli, attenzione, non so se sai. Ma questo è un fatto che ho impostato No, io, è è un normale. fatto automatico del... Ah, bello. Infatti c'è Nunzio Esposito che dice buon pranzo, Gennaro Genni Cestari. Ok, Esatto. bene. Ok, vedi? Raggiunte 27 persone, poi man mano si cresce, Sì, ragazzi. sì, un po' alla volta, condividete se potete. Condividete se potete, se vi fa piacere. Se vi fa piacere, ma piacere. questa fa piacere. Piano Questo- piano un po' alla volta. si cresce. Noi cercheremo di dare la professionalità, innanzitutto. Questo è l'augurio. Però voi pubblico prendetela la professionalità, perché sennò perché Ok, oggi si sa camminare dietro. certe volte facete certi guai. Vabbè, non Vabbè, fa mi niente. permetto di parlare io, per carità, perché non sono cantante, quindi Ma no, tu sotto canti anche bene, che ho sentito qualcosa. Ho sentito qualcosa. Perché tu, allora, ognuno che fa parte di questo mondo alla base piace, ci sta sempre ci sta quell'amore. sempre quell'amore per la canzone e ti piace cantare. Chissà se un giorno scopriremo un erede di Mario Trevi. Chicco, Ugan, che è successo? Il video è terminato, non so il Che è perché. successo? Lo so io il perché forse. Sei scaricata? Si è scaricata. Ah. Ok, chiudiamo. Vabbè, chiudiamo allora. No, ma sta venendo ancora lì. Io vedo che siamo ancora Ok. in diretta. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, ti ringrazio Salvatore per la collaborazione, per Grazie l'ispezione che mi hai fatto. Grazie a te per aver condiviso questa bella... Allora, Maurizio è avanti con questo fatto della regia, questa qua televisiva casalinga già da qualche anno. No, ma sono più di 5-6 anni. Sì. E questo sarà il futuro, ragazzi. Sì, questo è già il futuro. Le vedrete delle belle, forse magari vedrete qualche diretta tra me e qualche mio amico collega. Ben venga. E dobbiamo sempre vedere se concorda, no? Chi sei nato... No, vabbè, figurati. Vabbè, poi ci saranno delle sorprese. Salvatore, grazie. Grazie a te. Grazie infinite, grazie a voi che ci avete sopportato e supportato. E che ci sopportati supportati perché diciamo, ci portate avanti. Sì. Ragazzi, grazie di cuore, buon fine sabato e buona domenica per domani. Un bacio, ci vediamo. Arrivederci. Allora come si fa? Guarda, Salvatore. Chiacchiere.